Pensiero del giorno, venerdì 30 maggio. Essere sempre famiglia. Se oggi dovessi lasciare questa terra e mi chiedeste un'ultima parola per esprimere il nostro ideale, vi direi: certo che mi comprendiate nel senso più esatto. Siate famiglia. Ci sono tra voi persone che soffrono per prove spirituali o morali. Comprendeteli come è più di una madre. Illuminateli con la parola o con l'esempio. Non lasciate che manchino, anzi aumentate intorno a loro il calore della famiglia. Ci sono tra voi coloro che soffrono fisicamente, che siano i vostri fratelli e sorelle preferiti. Soffrite con loro. Cercate di comprendere i loro dolori fino in fondo. C'è qualcuno che si rallegra per un risultato o per un qualsiasi motivo? Rallegratevi con loro affinché la loro consolazione non diminuisca e il loro spirito non venga meno, ma la gioia sia per tutti. Ovunque andiate a portare l'ideale di Cristo, la cosa migliore che potete fare è cercare di creare con discrezione, con prudenza, ma con decisione lo spirito di famiglia, che è uno spirito umile, che vuole il bene degli altri, che non è presuntuoso, che è in breve la vera e completa carità. Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Cittànuova Editrici. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.